Olimpiadi invernali del 2026. Da Borca di Cadore viene rinnovata la candidatura dell'ex villaggio Eni, che avrebbe già disponibili circa 850 dei 1200 posti richiesti. Il sindaco lancia la proposta con una conferenza stampa e ora si aspetta che da Palazzo Balbi arrivi una risposta. Non mi metta in cose che non ho detto, no? L'ha citato quante volte? La Regione è interessata alla cosa perché deve seguire le infrastrutture, quelle che ci sono in Veneto, no? E ha nominato un referente, no? Poi Zaia speriamo di sentirlo. Io mi aspetto, dopo questa conferenza stampa, mi aspetto che mi chiamino loro, non che devo andare io a Canossa. Villaggio olimpico del 2026 o meno, l'obiettivo è già il 2027, con la possibilità di portare nel villaggio una o anche più università, scongiurando il rischio che le strutture si trasformino in seconde case, ma diventino semmai occasioni di residenzialità per i lavoratori e le famiglie che gravitano nella valle. Progetto su cui si allineano tanto la provincia di Belluno, che ha ospitato la conferenza stampa, come l'Unione Montana della Valle del Boite. Non sarebbe una struttura che viene costruita ad hoc e poi cancellata, ma sarebbe una struttura appunto che viene ripresa, anzi rimessa in funzione, e questo probabilmente è il concetto più corretto e più similare di sostenibilità, che è poi il motto sotto il quale noi abbiamo vinto le Olimpiadi, grazie al quale appunto ci sono state assegnate le Olimpiadi. Mi aspetto che la Regione o chi per essa o anche mi chiami o anche il commissario Sant'Andrea dice che casino hai fatto su con questa roba qui? Ho fatto una proposta, vogliamo parlarne? Se vogliamo parlarne venite, ne parliamo o vengo io a Roma dove volete.